colleghiamo con un personaggio che è stato uno dei protagonisti oggi al Bentegodi, era sulla panchina della Juventus, vero Giulia? Eh sì, lui è Antonio Conte. Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera a tutti, buonasera. Cos'hai in mano? Un gattino. Penna bianca. Senta mister, l'abbiamo visto uscire dal Bentegodi oggi un po' contrariato, il 2-2 gol di Gomez è arrivato proprio all'ultimo minuto. Non girare il dito nella piattola. This is not football, Gigi. This is not football. Noi, guarda, ho una delusatezza che tu non ti immagini veramente, Gigi. Delusione, mister. La delusatezza perché noi veramente aver ingasato il gol all'ultimo minuto, noi che avevamo preparato la partita a doveri, veramente è stata una delusatezza. A doveri, che era l'arbitro oggi designato a dirigere il Certamente. confronto. Abbiamo pronto il servizio tra Hellas e Juventus. Esatto, Gigi. Dobbiamo Non lo ringraziare. voglio rivedere, Gigi. Inglese. Mi vuoi dire che il primo gol di Luca Doni era regolare? E mi vuol dire che non c'erano almeno due... Agghiaggiante, non è vero, agghiaggiante, non era gol. E 2 rigori, il fallo di mano? Allora, un arbitro può sbagliare. Un arbitro può sempre sbagliare, fa parte dell'umanitezza. Ma in pieno recupero Juanito Gomez, anticipa tutti e segna il gol del 2-2 proprio nel finale. Arriva il meritatissimo pari per la formazione di Andrea Mandorlini. Giustizia è fatta. Conte, È finita. qualcosa da dire? È finita? Non è stato un bel momento, vero? Gli ultimi minuti. Non girare il dito nella piattola. No, È certamente. stato un po' fischiato anche dal pubblico di Verona, mi hanno detto. Strano perché io... Perché è molto simpatico, vero? No, in giro. Conte è antipatico perché vince. Sono affari vostri. Conte è antipatico perché perde. E sono affari vostri, non è un problema di Conte. Io ho fatto dell'onestità, Gigi, il mio punto fermo, hai capito? Definito poco credibile. Conte è poco credibile. Colpa di Pippo Marubio. A Pippo Marubio persona credibile. E Conte no. Agghiacciante. Agghiaggiante è quella che t'ha cagato. Posso fare un'interruppezza? Un'interruppezza. Questa è la maglia di Raffa. Pensa che noi nelle nostre televisioni locali estraiamo la maglietta dell'arbitro. Questa è buona, Tommaso, posso darti una consiglietà? Non disperare, ero così anch'io. Oh com'è bella l'uva focarina, oh com'è bella andare a vendemmia, a far l'amore con la mia bella, a far l'amore in mezzo al mar. Verona re, Verona re, Verona re, ale, ale, Verona re, Verona re, Verona re, ale, ale. Non girare il dito nella piattola. Adesso come adesso mi sembra un po' prosperosa come misura Mandatelo nel campo via. della moda. A livello calcistico? No, a livello calcistico sono non proprio provi a fuori. tifare Ti la astieni? Juventus? Mi astengo. Sì, adesso deve fare il book, il book che praticamente è un gruppo di Fanno foto da l'anestesia. presentare alle agenzie e poi dopo comincerà a lavorare nel campo della moda. Speriamo che abbia il carattere e la... Com'è che lei la tua Il giornata? carattere ce l'ha. Siamo in grado di collegarci dunque con il presidente Silvio Berlusconi che ci segue tutte le domeniche sera. Pensa e- Gigi, l'ho incontrato a un tagliando, sempre insomma del discorso, lo saluto tagliando. tanto. Ricordiamo poi che durante la settimana Perché va carichiamo su e giù le con foto quel della ditino? trasmissione. Ma parli spagnolo? Claro, claro que sí, sono mitad cubana, mitad española.
Sti cazzi. No, adesso, il papà cubano o la mamma cubana? No, mamma cubana. padre Le spagnolo. pennette, Gigi, Papà le spagnolo. pennette. Gran Canaria. Gran Canaria. Avevi bisogno di questi abiti Sí, coloratissimi, avevo bisogno. molto particolari. En Italia todo es muy caro y he decidido que la cosa mejor era crear una línea mía. Ah, ho capito. Y No, así nació ha detto che- estas bellezas picantes. In Italia costa troppo, giusto? Sí, en Italia es muy caro. Cuesta Prova ad todo, andare todo, da todo. Omai. Tutta Italia mi piace, tranne perché è molto cara, però il Anche a resto me è piace la preziosa. Spagna, mi piace tantissimo la Spagna. Il resto è prezioso. No, io cercavo di seguire con attentità quello che diceva perché parlava molto in velocitezza con lo spagnolo. E allora, però ho cercato e ho capito quasi tutto. Anche perché fai fatica già con l'italiano, per cui con lo spagnolo Perché? è un sacrificio ulteriore. Per non parlare dell'inglese, giusto, mister? This is not a football. No, eravate sorpresi, insomma, di Tutte con queste tanta, belle ragazze, con tanta insomma. bravura, insomma. Eravamo assolutamente concentrati sulla partita. Già, assolutamente sì. Dalla Erano- Bernardina sei una persona poco credibile. Per non parlare di Pippo! Pippo Carobbio, una persona pochissimo credibilissima, veramente. Guarda, L'hanno Pippo, combinata bella 2 stati fa, vero? non girare il dito nella piattola. 3 forse. Non me ne ormai, parlare, guarda, non voglio, guarda, ritornare sull'argomentità perché veramente ho ancora fatica ad addormentarmi alla notte, guarda Gigi, veramente. Ho ancora degli incubi che mi chiama Pippo Acarobbio, persona poco credibile. Allora, Che ha detto delle cose agghiaccianti. io tornerei su Mali Gutierrez. Torniamo su insomma. Mali Gutierrez. Intanto grazie Mali perché insomma ci hai un regalato piacere, anche un un piacere. Non balletto. tutti i mali vengono per nuocere. Bravo, bravo. Quello che sarebbe una bonghera, se fa per dire, perché... Una bandiera. Una bong. Di Sì. James Bond. Qua è quando sono arrivato secondo a Mister Mondo, sponsorizzato. Scusa, era Mister Mondo o Mister Mappamondo? Sempre Mondo. Aerodinamicità. Aerodinamicitezza. Dicitezza. Gianni, facciamo una festa, magari d'estate. in Ma casa- sì, divertiamoci. A te chiedo un suggerimento per un ragazzo giovane che volesse diventare podista a tutti gli effetti. Ma io direi di partire per gradi, di non voler strafare. Innanzitutto bisogna andare da un podologo. No, è un'altra cosa. Ma A me non mi saluti. Caspita. Antonio Porca Conte! bella Beppe Conte! Bifido! Volevo ringraziarvi per la vostra ospitalitezza, veramente mi avete dato queste 2 ore di spensieratezza e insomma mi sono un po' risollevato, ecco, grazie. Grazie a voi tutti. Beppe Bifido e i suoi parrucconi, grazie!